Ciao a tutti, io sono Giulia Briata e sono un'attrice. Avete mai sentito dire il detto un vero maestro non è colui che riempie un sacco, ma chi sa accendere una fiamma? Ecco, per me questo libro è un vero maestro e spero lo sia anche per voi. L'Agnese va a morire è un titolo bellissimo, soprattutto per chi ama gli spoiler. È un romanzo di 239 pagine, scritto da Renata Viganò, scrittrice, poetessa e partigiana italiana, appassionata di letteratura. Vuole fare da grande il medico, tuttavia le difficoltà economiche in famiglia la inducono a interrompere il liceo. Inizia il lavoro come inserviente e infermiera negli ospedali di Bologna. Mentre lavora continua a scrivere, fino al 1943. Con la firma dell'armistizio la sua vita ha una svolta esistenziale. Con il marito e il figlio, l'infermiera, inserviente, scrittrice, comincia la lotta partigiana. Fa la staffetta, l'infermiera e scrive per la stampa clandestina. Nel frattempo continua a scrivere del suo periodo, delle difficoltà, della resistenza e lo fa con un idealismo esistenziale che mette i brividi. Pubblica L'Agnese va a morire nel 1949, 6 anni dopo essere diventata partigiana. Questo romanzo è stato tradotto in 14 lingue e ne hanno tratto un film se siete interessati. Ora, se dico partigiano, cosa vi viene in mente? Un uomo che non appartiene a un esercito regolare, ma al movimento della resistenza che si opponeva al nazifascismo nel secondo dopoguerra. In base alle sue capacità poteva avere diversi compiti per aiutare i compagni nella resistenza, essere un combattente armato o una staffetta, o poteva offrire riparo e ristoro ai partigiani nascosti. Però io non avevo sentito quasi mai parlare delle partigiane e qui dentro ho scoperto cosa facevano le partigiane. Ho scoperto la storia di Agnese, una storia vera. Il romanzo racconta delle vicende partigiane con sincerità di onesta partecipazione agli eventi ed è stato considerato negli anni una testimonianza della narrativa neorealista. Nello specifico, L'Agnese va a morire racconta la storia di Agnese, una donna robusta, di mezza età, che da una vita tranquilla a fianco al marito passa dapprima a una vita sotterranea da collaboratrice con i partigiani e poi a una vita clandestina con le truppe della resistenza. La storia si ambienta nelle valli di Comacchio dal 43 al 45. Agnese fa la lavandaia, è sposata con Palita, però lui non può lavorare perché è ammalato. I due vivono con una gatta. Le vicende del romanzo cominciano con Agnese che sta tornando da una pulizia dei panni, ha tutti i panni puliti sulla sua carriola e vede in lontananza un soldato. Renata Viganò lo descrive come giovane, piccolo e stracciato, che scappava dalla guerra tornando a piedi. Lui così inizia a parlare con lei, la aiuta a caricare i panni sulla carriola e a portarli a casa e lei gli offre riparo per la notte. La mattina il ragazzo si rimette di fretta in viaggio. Qualcuno però deve aver fatto la spia, perché al mattino le SS vengono a casa di Agnese, alla ricerca del traditore che aveva ospitato il disertore, e deportano Palita. È questo evento che stravolge la vita di Agnese. In questo modo lei viene avvicinata al movimento e ai compagni di Palita. Agnese comincia a fare la staffetta per portare notizie, cibo, armi, e la sua vita procede così, per 6 mesi. Ed è all'incirca in quel periodo che viene a sapere come è morto Palita. Un soldato che era stato deportato insieme a Palita, un giorno riesce a scappare. Torna dall'Agnese e le dà questa notizia. I tedeschi ci portarono alla stazione. Ci tennero là ad aspettare tante ore. Era già buio che arriva un treno molto lungo, tutto di carri e bestiame. C'era dentro tanta gente. Piangevano e gridavano. Una donna voleva dar fuori la sua bambina, di 8 o 10 anni, morta, ma nessuno poteva avvicinarsi al treno, perché i tedeschi erano lì, coi mitra spianati. Spinsero indietro la donna con la bambina morta in braccio. Me, Palita e altri 2 ci buttarono proprio su quel vagone. Non capivamo più niente, tanto la gente gridava, ma non rispondeva nessuno. Allora quella donna, l'ho vista io con i miei occhi, si fece aiutare dagli altri, sollevare lei e la bimba. La infilò di traverso con i piedi avanti, in uno di quei finestrini lunghi e stretti che c'erano in alto per far entrare un po' d'aria nel vagone. Tutti stettero zitti. Lei continuò a spingere il corpo nel finestrino, finché fu tutto fuori. Poi lo lasciò andare e sentimmo il colpo che fece sul marciapiede e i tedeschi che gridavano. Dunque così incominciò quel viaggio. Facemmo conoscenza con altri 4 o 5 compagni e cercavamo sempre di aiutarci. Stavamo tanto stretti che bisognava per forza andare d'accordo, altrimenti ci si sarebbe ammazzati fra noi. Là dentro si vedeva appena se era giorno o notte. Nelle stazioni non ci aprivano mai gli sportelli. Noi udivamo delle voci che parlavano il veneto e dicevamo siamo ancora in Italia. Una mattina le voci parlavano tutte in tedesco. Eravamo entrati in Germania. Non sapevamo più da quanti giorni ci avevano chiusi lì dentro. A un certo punto la gente cominciò a morire. Non se ne poteva più. Avevamo tutti fame, sonno, sete
e una grande paura. Trovammo morta per prima la madre della bambina. Si era impiccata con il suo fazzoletto da testa, stando seduta per terra. Non si è capito come abbia fatto. Quando i tedeschi aprivano appena uno sportello per metter dentro il secchio dell'acqua, gridavamo che almeno ci portassero via i morti, che cominciavano a puzzare. Palita stava male, non diceva quasi più niente. Voleva che rimanessi vicino a lui. Mi teneva per una mano. Una volta mi disse: se ti salvi, vai dall'Agnese. Voglio che sappia che cosa mi hanno fatto i tedeschi. Poi stette zitto e io mi addormentai subito e mi teneva sempre stretto. A un certo punto mi svegliai perché mi aveva lasciato la mano. Lo chiamai e non rispose. Provai a toccarlo. Era ancora caldo ma fermo. Ci volle molto tempo prima che diventasse freddo. Agnese continua così la sua vita, fino a quando un giorno un soldato tedesco, così per gioco, ammazza fucilandola la sua gatta. Così la notte, con la lentezza e la solennità di un rito sacrificale, l'Agnese va nella stanza del tedesco, che dormiva proprio nella casa attaccata alla sua, ospitato dalla famiglia che le stava accanto. Va e gli spara una mitragliata in testa. Così scappa e da lì si dà alla macchia, entrando a far parte della vita clandestina della Resistenza. Da lì Agnese diventa mamma Agnese. Prepara un pasto caldo ai partigiani che tornano dalla guerriglia, controlla che vi siano le provviste per tutti, condivide con loro gioie, dolori e la morte. L'Agnese partecipa alla Resistenza perché è giusto. E Resistenza vuol dire obbedire al comandante, incarnazione reale di quell'idea di fare del bene, di eseguire degli ordini. Lei dice sempre: se sarò buona. Le vicende che attraversano quest'ultimo anno raccontato dal libro raccontano la guerriglia contro i tedeschi. Gli unici buoni sono i partigiani, che però sono malvisti sia dalla popolazione locale e sottovalutati anche dalle truppe alleate, schierate a pochi metri più a sud. Tant'è che sparano indiscriminatamente su tedeschi e partigiani, pur essendo a conoscenza della presenza di questi ultimi. Dopo la disfatta del piccolo battaglione partigiano, Agnese torna a rifare la staffetta. L'Agnese va a morire è un romanzo storico-popolare neorealista. Appartiene al filone della letteratura al femminile ed è un capitolo importante della letteratura della testimonianza. La sua peculiarità è quella di essere stato scritto a brevissima distanza dagli eventi che racconta. Questo libro nasce dalla necessità di raccontare immediatamente le atrocità commesse da un popolo invasore. Vi leggo alcune parti dell'articolo pubblicato nell'Unità nel 49 e riportato alla fine di questa edizione del mio libro. La prima volta che vidi l'Agnese, o quella che nel mio libro porta il nome di Agnese, vivevo davvero in un brutto momento. Ero in un paese della Bassa, sola col mio bambino. Mio marito l'avevano preso le SS a Belluno, non ne sapevo più niente. Nel villaggio mi credevano una sfollata della città, con la casa distrutta da un bombardamento. A causa dell'arresto di mio marito avevo perso i contatti coi compagni. Non potevo parlare con nessuno dei miei veri dolori. Venne l'Agnese un giorno che stavo giù nel greto del fiume, a guardar giocare il bambino con la sabbia, e intanto pensavo che forse sarei stata sempre così, da sola, nel guardarlo giocare, e poi studiare, e poi crescere, e diventare uomo senza il babbo. L'Agnese mi arrivò vicino con i suoi brutti piedi scalzi nelle ciabatte. Vidi per primi quei brutti piedi. Ero tanto piena di odio e di pena che mi fecero schifo. Poi intesi la sua voce che diceva: «È lei, contessa?» E allora tutto cambiò colore. Mai il mio nome di battaglia mi aveva dato tanta gioia a sentirlo pronunciare. L'Agnese mi porse un pezzo di carta, e quella era una prova. Un pezzo qualsiasi di carta, stracciato a metà, non ha significato, se non per chi ha in mano l'altra metà. «Mi manda Lino», disse l'Agnese. «Dice che stia tranquilla. Se succede una disgrazia a suo marito, ci sono sempre i compagni». Allora si ragionava così. Se uno spariva, si stringevano le file, il vuoto era subito cancellato. Il dispiacere bisognava farlo diventare piccolo, che stesse nello spazio del cuore. Di fuori non c'era posto, perché dei dispiaceri ne avevamo tutti. Con l'Agnese quel giorno parlammo di gatti. Lei aveva una gatta grigia fino a poco tempo addietro e gliela ammazzò un tedesco per gioco. I tedeschi avevano spesso questo modo di scherzare, ma l'Agnese non scherzava e ammazzò il tedesco e poi scappò in brigata e ci rimase. E poi ancora. In quel clima abbiamo vissuto 19 mesi e poi l'ho creato. Ho tentato di creare nel mio libro. Tutto esiste. Azioni e uomini, orizzonti e paesi, colori e temperatura. Tutto come è detto. Anche se ho voluto mutare il fisico del comandante, l'ho reso piccolo e grigio, mentre era robusto e bruno. Anche se ho inventato nomi di battaglia e posposto i fatti e alterato le età, fu per aver moto più libero nell'acqua corrente del racconto. Ma nella stessa atmosfera ancora viviamo. Noi che uscimmo salvi dalla lotta, dentro quel circolo siamo rimasti e forse mai potremo venirne fuori. Solo una cosa non esiste: un pezzo di terra che abbiamo cercato per scavarlo, la buca frettolosa in cui certo i tedeschi avranno buttato il corpo dell'Agnese, perché un cadavere bisogna pur metterlo da qualche parte.
Un pezzo di terra, o forse un tratto d'acqua di valle, fango e canne, dove l'Agnese si è consumata da morta. Non l'abbiamo trovato. Dovremmo fare il funerale a vuoto, un funerale su un nome. Lei, che risultava sempre presente, che non mancava a nessuna chiamata, quella volta non c'era. C'è una frase che non dimenticherò mai, di Bertolt Brecht, che dice: non sfugge al passato chi dimentica il passato.